Ben ritrovati, eccoci puntuali con linea rovente. Oggi ci occuperemo del ponte Cannavino, un famoso ponte di Celico chiuso da metà giugno. Si aspettava la riapertura per fine settembre, così era stato comunicato al territorio da parte dell'ANAS e dal tavolo che si era costituito in prefettura, però purtroppo questa scadenza non sarà rispettata, sarà necessario attendere fine ottobre per riaprire al traffico il viadotto. La conferma arriva proprio dall'ANAS, tra breve ci collegheremo proprio con l'ingegnere Ferrara che ci dirà perché è stato necessario lo slittamento dei lavori. È chiaro che questa notizia preoccupa l'intero territorio della Presila, pensiamo ai commercianti che hanno le attività proprio sul tratto della SS 107 nel comune di Spezzano della Sila, circa 30 le attività, un centinaio tra indotto. Ecco, stiamo vedendo le immagini del viadotto dove sono ripresi i lavori del viadotto Cannavino. Bene, per quanto concerne proprio il viadotto, vedete, sono ripresi i lavori sono stati fermi dall'11 agosto fino a proprio poche settimane fa, proprio pochi giorni fa, gli inizi di settembre. Capiremo anche il perché di fatto il ponte non riapre, come dicevamo, il 30 settembre, così come era stato annunciato, ma ci vorrà la fine di ottobre. Dicevo, commercianti particolarmente colpiti da questo slittamento perché è stata una estate lunga, difficile, con le crisi, con la crisi economica che si è fatta sentire pesantemente sui bilanci di queste aziende per lo più familiari, un centinaio di persone che hanno visto drasticamente ridurre gli incassi e che lottano quotidianamente con le spese a cui far fronte. Vedete, c'è il numero in sovrimpressione, qualora vogliate potete telefonarci e chiaramente anche testimoniare la vostra esperienza in merito al ponte Cannavino. Tra l'altro il percorso alternativo che riguarda non soltanto Spezzano, Celico e Spezzano hanno dovuto ricorrere a un percorso alternativo che è la strada di Pianette, una strada, la ex 107 per capirci. Poi l'altro percorso aperto anche ai mezzi pesanti è la strada che attraversa tutti i borghi di Casali del Manco, quindi sono stati davvero dei mesi importanti dal punto di vista di un traffico aumentato. Ancora si sono segnalati incidenti, tantissime anche le proteste da parte dei residenti, dalle riunioni in prefettura, tante se ne sono succedute nel corso di queste settimane. Ebbene, è emerso anche il controllo potenziato per quanto riguarda proprio per quanto riguarda i controlli, quindi la polizia provinciale, i carabinieri che hanno appunto aumentato i controlli sulle strade di Casali del Manco. Altro problema riguarda anche le feste. Pochi giorni fa proprio è stato il commissario di Casali del Manco, la dottoressa Vercillo, a precisare che proprio in virtù dell'apertura al traffico, quindi non si è potuto chiudere il traffico per consentire lo svolgimento di feste patronali, di sagre, di conseguenza tutto è stato ridimensionato. È stata un'estate sottotono in tutti i borghi della Presila interessati dal traffico veicolare. Chiaramente si è trattato di un problema di sicurezza. Dovremmo avere la prima telefonata, pronto?
Pronto? Pronto, buongiorno? Pronto? Sì, la sentiamo, sì, la sentiamo, buongiorno. Sono Greco, uno dei commercianti della SS 107. Sì, sì. Chiamavo per ribadire, diciamo, se mi date la possibilità, chiamo a nome e a rappresentanza di tutti i commercianti di Spezzano della Superstrada. Ci sentiamo, insomma, oltre che di ribadire la situazione drammatica, diciamo, in cui ci ritroviamo in questo periodo. Molti di noi, insomma quasi tutti, siamo dei piccoli commercianti che non abbiamo la possibilità di far fronte a tutti questi mesi di chiusura. Considerate che siamo, ripeto, piccoli commercianti, usciamo da un periodo di crisi economica che ha colpito non solo noi ma tutto il paese, e la perdita della stagione estiva e l'incertezza sui tempi di riapertura, molti di noi siamo a rischio chiusura praticamente. Maurizio Greco, lei diceva rispetto allo scorso anno, diamo anche dei numeri, rispetto allo scorso anno di quanto sono diminuiti gli incassi? Guardi, questa è una domanda che non è che abbiamo diminuito dell'80%, ma non è questo il problema è che siamo arrivati a dei incassi che non ci consentono di far fronte a tutte le spese, a tutti gli impegni che abbiamo. Lei diceva poco fa in trasmissione, non solo gli impegni giornalieri, molti di noi pagano l'affitto, hanno dei mutui, dei prestiti, contratti anche pochi anni fa, pochi mesi fa, alcuni di noi hanno rinnovato da pochi anni, quindi non sono solamente, qua abbiamo una situazione che si è troppo andata oltre, quindi non riusciamo più a far fronte agli impegni, abbiamo avuto una riduzione degli incassi dell'80%. A questo punto noi non riusciamo più a far fronte alle spese, giustamente. Non vediamo da parte delle istituzioni nessuno che ci sta dando, diciamo, una indirizzazione. Ma voi avete avuto degli incontri con i sindaci? Abbiamo avuto un incontro con i sindaci di Celico e di Spezzano, ma il primo incontro è stato il 24 agosto, quindi a stagione terminata. Da lì in poi non c'era più niente da fare perché ormai la stagione era chiusa, era terminata, diciamo. Quello che si è detto durante queste riunioni si è pensato principalmente all'intervento strutturale previsto per il 2018, perché lì è l'unico modo dove possiamo intervenire, perché come si vedeva poco fa dalle immagini pure che avete mandato in diretta lì, gli operai che lavorano sul ponte sono 5 o 6. Cioè non penso che sia un numero adeguato per gestire un lavoro di questa entità. Cioè, non penso che, e per questo chiediamo alle istituzioni, non è che chiediamo miracoli, vogliamo sapere la certezza sulle tempistiche di riapertura, in modo che ognuno di noi ha la possibilità di organizzarsi come meglio crede. C'è chi può pensare come nel mio caso, per tentare di continuare a tenere aperta l'attività, magari contrarre un prestito, ma come si dice, con la certezza che riapre il ponte, perché qua ormai certo, voi avete delle serie difficoltà, perché mi scusi, l'80% degli incassi in meno significa che voi avete difficoltà a pagare gli affitti dei locali, a pagare le bollette? Certamente, ma abbiamo difficoltà anche ad onorare gli impegni con i fornitori, cioè, la situazione è veramente drammatica, è la perdita di credibilità, quindi il danno non è quantificabile solo in maniera, diciamo, economica o monetaria, abbiamo perso la faccia principalmente, perché dopo anni di sacrificio per acquisire una certa fiducia con i fornitori, senza avere nessuna colpa ci ritroviamo anche ad avere difficoltà, perché giustamente il fornitore che ti deve venire a scaricare e non sapendo se tu fra 2 mesi ci sei o non ci sei, perché non ci dicono com'è la situazione né l'ANAS né nessuno, ci troviamo in difficoltà pure per approvvigionarci. Quante siete? Quante famiglie vivono con le attività commerciali su quel tratto di Superstrada? Guardi, noi siamo, ripeto, siamo una trentina di attività che però ci gravitano intorno a un centinaio di famiglie, insomma. Avete già in mente delle iniziative di protesta? Perché come dicevamo è stato confermato, slitta la riapertura del ponte a fine ottobre.
Allora, noi diciamo che avevamo già intenzione di fare delle serie proteste. Il problema è che ci avevano promesso delle riaperture imminenti, per cui non ci sentivamo di fare una forzatura di questo genere. Ma arrivato a questo punto, dopo l'ennesimo slittamento al 20 ottobre, quindi considerate che la riapertura del 30 settembre era stata sottoscritta in precedenza, quindi è venuto meno all'impegno preso. Quindi a questo punto ci chiediamo se il 20 ottobre sia veramente la data definitiva, perché per esempio ieri con i forti temporali che ci sono stati giustamente la ditta non ha lavorato. Se questa cosa da qui al 20 ottobre fa 10 giorni di cattivo tempo, allora poi si slizzerà ulteriormente, non riusciamo più. Chiediamo all'ANAS, a chi di competenza, niente di assurdo, chiediamo la certezza di sapere quando e come riaprirà il ponte, perché la situazione è veramente drammatica. Noi abbiamo la necessità per regolarci di sapere quando aprirà il ponte, perché questa situazione non può durare, perché abbiamo superato, e ripeto, la stagione estiva. La perdita della stagione estiva si ripercuoterà inevitabilmente anche nei mesi successivi. Non so chi e quanti di noi avranno la forza di continuare a stare aperti, ma ripeto, stare aperti e combattere avendo la certezza che il ponte riapra in tempi leciti e legittimi, non un anno o 2 anni, perché qua alla fine le voci che circolano ormai, insomma, si parla anche di qualcuno che parla di anni, perché parli con la ditta che viene a fare i panini e dice che il ponte è irrimediabilmente compromesso, l'ANAS dice che insomma va bene, poi non è possibile che nessuno ci dia delle certezze. Questo è quello che insomma noi ci tenevamo a dire. E lei è stato molto chiaro. Io per il momento la ringrazio, perché vorremmo collegarci proprio con l'ingegnere dell'ANAS, il responsabile del coordinamento territoriale ANAS della Calabria. Un secondo, vorrei rivolgere proprio all'ingegnere dell'ANAS l'ultima cosa che ci tenevo a dire. E nell'eventuale intervento strutturale del 2018 non è possibile, che è previsto da marzo o da aprile la chiusura per altri 6 mesi, non è possibile questa cosa. Cioè chiediamo che vengano raddoppiati, perché è normale che con questi pochi operai le tempistiche siano queste qua. Non è possibile, questa è una situazione di emergenza, per cui chiediamo che venga gestita come una situazione di emergenza, quindi raddoppiare il personale, fare i doppi turni. Adesso io non sono un tecnico, quindi magari dico delle eresie, ma non è certamente questo il modo di gestire un lavoro di questa mole, perché ci sono 6 o 7 operai, io non credo che siano sufficienti, e poi è normale che ci vuole un anno per fare un lavoro di questi. Grazie per questa sua telefonata, e capiamo che lei rappresenta tutti e 30 i commercianti che stanno vivendo davvero giorni difficili su quel tratto di strada. Lo avete sentito, lo ha detto il signor Greco, sono 30 commercianti, 30 famiglie, si tratta di un centinaio di persone che sta vivendo una emergenza importante, che è a rischio l'economia, un pezzo importante di economia su quel territorio. Cerchiamo allora di capire bene come stanno le cose. Proviamo a metterci in contatto con l'ANAS, con l'ingegner Giuseppe Ferrara, il responsabile del coordinamento territoriale dell'ANAS Calabria. Ingegnere, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio a tutti. Cominciamo col dare delle risposte. Slitta, è confermato la riapertura del ponte? Sì, slitta la riapertura a fine ottobre. E cercheremo chiaramente di accelerare. Ci sono stati chiaramente degli imprevisti e abbiamo voluto vedere chiaro sulla struttura. Per fortuna il malato che abbiamo in cura non era in condizioni così critiche come sembrava, quindi possiamo confermare che alla fine dei lavori della prima fase riapriremo il viadotto Cannavino. Abbiamo voluto fare tutte le indagini e tutte le analisi che chiaramente era possibile fare soltanto a struttura aperta. Ci sono state delle negligenze e dei tempi morti dovuti all'impresa, li abbiamo ricondotti alla ragione, e penso che già da questa settimana il numero di operai sarà congruo per completare il prima possibile l'intervento.
È chiaro che quando si fanno delle opere strutturali così importanti gli imprevisti sono sempre presenti e quindi cercheremo Ci può di spiegare intervenire in anche maniera bene rapida. qual è la salute, lo stato di salute del ponte? Perché l'ha sentito anche prima dalla telefonata, insomma ci sono tante voci che si rincorrono, pericoloso, non pericoloso, gli interventi che sono stati effettuati, che cosa avete riscontrato? Noi stiamo facendo, immaginiamo che il Cannavino sia un paziente su cui noi stiamo facendo sia la prevenzione che la cura. Gli interventi di prima fase sono volti ad alleggerire la struttura, a migliorare il comfort ma anche la sicurezza. Quindi noi andiamo ad eliminare le vibrazioni che sono presenti ora che erano presenti sulla struttura, a migliorarne la sicurezza. Andremo a porre una piastra per ovviare ai dislivelli che si erano creati in modo da sollecitare il meno possibile la struttura stessa. Dopodiché apriremo al traffico e faremo probabilmente fra un anno un intervento invece più profondo, un intervento differente, che sarà quello di fare un adeguamento o un miglioramento sismico della struttura, cambiando lo schema statico, che è stato poi all'origine dei problemi che abbiamo verificato su questa struttura e su altre similari. Ingegnere, intanto perché non si è rispettato il termine del 30 settembre? Non abbiamo rispettato il 30 settembre un po' perché abbiamo dovuto fare delle indagini aggiuntive, perché vogliamo essere assolutamente sicuri prima di aprire al traffico. Ricordo a tutti che noi stiamo lavorando per la loro sicurezza, che viene prima di ogni altra considerazione economica o di altro genere. Quindi volevamo essere sicuri che la struttura godesse poi, una volta aperta, di buona salute e che potesse essere transitabile in sicurezza. E poi chiaramente ci sono stati dei problemi con l'impresa che un po' perché non si è approvvigionata in tempo dei materiali, un po' per loro negligenze, ha abbandonato il cantiere per 2 settimane in più, cosa che non avrebbe dovuto fare. Piuttosto che rescindere il contratto abbiamo preferito richiamarli con ordine di servizio e farli intervenire, anche perché una eventuale rescissione avrebbe portato a mesi di ritardo, molti mesi. Certo, Quindi abbiamo recuperato il rapporto con l'impresa, si stanno impegnando per completare i lavori in tempo breve, però, ripeto, in un intervento strutturale di questa portata, gli imprevisti e le difficoltà ci sono. Certo. Io comprendo le difficoltà dei cittadini, chiedo ancora un po' di pazienza nella consapevolezza che stiamo lavorando per la loro sicurezza. Certo, insomma questo è vero, però è anche vero che l'allungarsi dei tempi incide moltissimo su quelle che sono le attività lavorative, su tante famiglie, no? Che stentano ad arrivare a fine mese e di cui si devono tenere molto in conto. Ingegnere, lei ha parlato di riapertura a fine ottobre. Questa riapertura sarà per una sola corsia o sarà percorribile tutto il viadotto Cannavino? No, sarà percorribile tutta, l'unica cura, ci sarà un limite di velocità, però sarà percorribile tutta la struttura per intero. Poi noi stiamo progettando invece l'intervento di miglioramento sismico e questo dovrebbe andare in gara nella primavera prossima. Penso che il prossimo anno avremo gli interventi di miglioramento sismico e quelli diciamo della seconda fase, come li abbiamo chiamati. Ingegnere, lei ha parlato di una seconda fase, quindi primavera. Chiaramente la seconda fase sarà concordata sempre in prefettura, con i sindaci, in modo da alleviare il più possibile le difficoltà e i disagi per i cittadini. Come abbiamo fatto oggi, perché oggi abbiamo fatto delle vie alternative certamente percorribili. È chiaro, ci sono dei disagi, però per intervenire per la sicurezza i disagi purtroppo dobbiamo in qualche modo pagarli e tenerne conto. Sì, ma i cittadini comunque li hanno sopportati lungamente i disagi. Il problema è che adesso magari con l'allungamento dei tempi, secondo me è importante, sì, è chiaro che ci sono dei disagi, però le indagini aggiuntive che abbiamo fatto e che potevano essere fatte solo con la struttura aperta erano indispensabili per aprire poi in sicurezza e serenamente questa opera così importante. Certo, ingegnere, dicevamo invece questi nuovi ulteriori interventi previsti per il 2018, in termini temporali, quanto resterà chiuso
il viadotto ancora e anche ancora non possiamo prevederlo, cercheremo di minimizzare il più possibile la chiusura per gli interventi successivi. Faremo delle riunioni in prefettura, parleremo con i sindaci e in ogni modo cercheremo di minimizzare i disagi futuri, cercando appunto sempre nell'interesse della sicurezza e della collettività. Un'ultimissima domanda, gli interventi potranno essere effettuati con una chiusura parziale del viadotto o sarà necessaria ancora una chiusura totale? Ecco, esatto, perciò non le ho risposto ancora su questa previsione, perché stiamo elaborando il progetto e stiamo cercando di minimizzare i tempi di chiusura totale. Sarete presenti all'incontro del 15 in prefettura a Cosenza? Se viene convocato un incontro dal prefetto noi siamo sempre presenti. Grazie, grazie e buon lavoro, grazie all'ingegnere Ferrara per averci illustrato. Lui sostanzialmente ha confermato slitta la riapertura del viadotto Cannavino, lo avete sentito, ci vorrà a fine ottobre, interventi necessari per la sicurezza, detto, risolti i problemi con l'impresa. Ora tutto a fine ottobre dovrebbe rientrare nella normalità, il viadotto sarà aperto in entrambe le corsie. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Salve, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, da dove ci chiama? Mi chiamo da Spezzano Sila, Sì. sono il proprietario di un bar sulla superstrada. Sì, ci dica. Io purtroppo sono appena arrivato, volevo intervenire un po' prima per chiedere qualche cosa all'ingegnere in merito a questi lavori, che secondo loro è una passeggiata di problemi con la ditta, non si è approvvigionata prima del materiale, ma forse stiamo scherzando, con un'arteria così importante, con un ponte che collega Crotone e tutta la zona ionica, questi signori non hanno previsto che ci potesse essere qualche imprevisto e quindi lavorare con dei turni maggiori, non dico 3 turni come avviene in tante zone d'Europa, ma non mandare 6 operai allo sbaraglio, che tra parentesi dal giorno 11 agosto fino a 3 giorni fa non c'è stato nessuno sul ponte. Quindi queste indagini, queste valutazioni, vorrei capire come sono state fatte e quando, visto che noi lì ci stiamo dalla mattina alla sera e non abbiamo visto nessuno. Il protrarsi di queste opere che loro dicono di interventi, non sanno la tempistica dell'anno prossimo, che cosa fare, che cosa non fare, perché innanzitutto non ci dicono che hanno intenzione appena aprono il ponte a ottobre di creare una valida alternativa per quando richiuderanno il ponte, perché almeno già lì sarebbe un qualcosa di valido per noi, sapere che da ottobre loro subito si muoveranno per creare una strada alternativa valida per permettere l'accesso a chi deve salire da Cosenza e andare verso Camigliatello. Le voglio chiedere questo, mi scusi, perché più volte voi avete ribadito, avete sottolineato che i percorsi alternativi erano in qualche modo non efficienti, perché? Non sono efficienti perché innanzitutto la strada che loro dovevano già aggiustare prima, la vecchia 107, hanno avuto 2 anni di tempo sapendo che dovevano intervenire con questi lavori e potevano aggiustare la ex 107 già con molta calma precedentemente agli interventi, cosa che non hanno fatto perché un po' era del comune di Celico, un po' era del comune di Rovito, un po' era l'ANAS, sta di fatto che nessuno è intervenuto fin quando siamo arrivati proprio con la faccia nel puntino, non mi esprimo più di questo. E quindi è normale che questa alternativa della vecchia 107 non è nemmeno tanto sicura, andando incontro a delle problematiche di larghezza della corsia. Però loro che cosa hanno fatto? Hanno lasciato la chiusura al cimitero di Cosenza e quindi chi sale deve comunque svincolare dal cimitero di Cosenza e se ne va via Maglie. Il turista, la persona che non è di Cosenza, non può fare tutte quelle intersezioni che loro pensano che uno deve girare, rigirare, come la stessa cosa a scendere da Camigliatello per Spezzano Sila, arrivano all'ingresso di Spezzano Sila e c'è l'obbligo ad uscire e quindi scendere via Maglie. Quindi questa è la strada alternativa che loro hanno fatto. Voi state anche pensando a qualche forma di protesta vibrata? Sì, noi abbiamo
perché ci siamo fatti prendere in giro dai vari soggetti con cui abbiamo parlato in questi mesi, perché ci hanno dato sempre lo zuccherino che da lì a pochi giorni avrebbero sistemato la faccenda, metà luglio, fine luglio, metà agosto, e quindi ci hanno trascinato. Se no io sono stato tra i promotori a dire blocchiamo letteralmente la strada, perché stiamo parlando di difendere il nostro pane. Mi può solo dispiacere creare ulteriori problemi anche ai viandanti, a chi è di passaggio, bloccare la strada. Ma io ho detto che l'unica maniera per noi farci sentire realmente era questa. Quella che vedo ora in TV, che sto vedendo che c'è letteralmente un poro sul ponte, ma loro sono da giugno che sono lì sopra, arrivano a settembre e ci fanno vedere che c'è una crepa, che devono vedere che cosa fare e che cosa non fare. O c'è stata gente incompetente a fare questi lavori, o chi li ha commissionati dovrebbe fare altro, perché non ha pensato in nessun modo a tutte le attività commerciali che sono ricadenti su questo territorio. Grazie per questo grido d'allarme importante. Allora, il problema della sicurezza, come diceva l'ingegnere Ferrara, è fondamentale, però è altrettanto fondamentale tutelare le attività economiche che ci sono sul territorio, quindi trovare una soluzione alternativa. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Linea Rovente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando del viadotto Cannavino, i nostri telefoni sono aperti, vedete il numero in sovrimpressione qualora vogliate intervenire nel corso della nostra trasmissione. Ebbene, abbiamo avuto conferma proprio dai responsabili dell'ANAS che il viadotto riaprirà a fine ottobre, una questione di sicurezza, ha detto l'ingegnere ai nostri microfoni, poi però il ponte sarà percorribile in entrambe le carreggiate. Ci sono chiaramente molti problemi, molti disagi, c'è la protesta dei commercianti che hanno le loro attività sulla SS 107 nel tratto di Spezzano della Sila, e poi c'è un ulteriore problema. Si era pensato ai lavori nell'estate perché era il tempo di chiusura delle scuole, mentre proprio giovedì le scuole riapriranno e chiaramente sarà un flusso veicolare molto più importante. Noi abbiamo un'altra telefonata, vediamo, pronto? Sì. Il sindaco, sì, il sindaco di Celico, pronto? Sì, pronto. Sindaco, pronto. Buongiorno intanto. Buongiorno. Allora, abbiamo avuto contezza, abbiamo avuto conferma dello slittamento della riapertura del ponte. Questo per le scuole, quindi per il traffico, che cosa significherà? Significherà un ulteriore disagio, quindi ulteriore traffico che inciderà su via Maggi, la statale Valle Cupo e sulla ex 107, quindi creerà ulteriori disagi alle attività commerciali, insomma alle sagre che tra poco ci saranno anche sull'altopiano Silano, a Camignatello. E la cosa più assurda è che io sono venuto a conoscenza dello slittamento dei lavori, dell'apertura, attraverso gli organi di stampa. E questa è una cosa gravissima, perché loro, parlo di ANAS, ci avevano assicurato che per la fine del mese di settembre il ponte Cannavino sarebbe stato riaperto. Sindaco, invece, ci sarà un incontro in prefettura il 15, cosa dirà lei in prefettura? Sì, perché io ho sentito Sua Eccellenza, il quale come me sindaco ha preso queste notizie dagli organi di stampa e ha quindi convocato il COV per capire un attimino se queste notizie sono veritiere o appunto sono notizie che sono apparse semplicemente sugli organi di stampa. Io lo voglio dire pubblicamente, qui oramai siamo al colmo e la pazienza oramai è finita. Io ho già contattato dei legali
affinché, voglio dire, se ci dovesse essere uno slittamento faremo una diffida ad ANAS, perché non è in questo modo che si gestiscono le problematiche. Io ero stato assicurato personalmente dai vari dirigenti che se ci fossero stati dei cambiamenti di programma sarei stato avvertito. Invece spero che tutto questo clamore sia solo frutto della solita confusione che purtroppo, ahimè, c'è all'interno di questo ente. Devo aspettare notizie ufficiali e le saprò soltanto quando ci sarà l'incontro in prefettura. Io ho già Sindaco, comunque l'ingegnere a noi l'ha confermato proprio nella prima parte della nostra trasmissione. L'ingegnere dell'ANAS ha detto che purtroppo ci sono stati dei problemi, che è necessario che il ponte sia in sicurezza, per cui i lavori sono slittati e si riaprirà a fine ottobre, giusto? Ma si parlava soltanto, ma ad agosto questi signori non hanno lavorato, non hanno mosso un dito, cioè la cosa è assurda, perché uno magari pensava mancavano le piastre di acciaio, queste erano le notizie che noi abbiamo avuto, anche perché solo nel mese di agosto abbiamo fatto 2 incontri in prefettura, non ultimo il 30, stiamo parlando di non meno di 15 giorni fa, e quindi non è possibile che a distanza di 15 giorni ci possano essere cambi di programmi così in maniera repentina, perché li avevamo pregati di dirci la verità e ci saremmo fatti anche noi promotori di comunicare alla cittadinanza che è oramai arrivata. Adesso, come giustamente lei diceva prima, il 14 di settembre inizieranno le scuole, quindi ci sarà un ulteriore disagio, ma veramente siamo arrivati al limite, fuori da ogni logica umana. Cioè, non è possibile gestire Sindaco, un cantiere lei ha in questo sentito modo. anche la voce delle famiglie, che non si capisce che cosa succederà, cioè rimandiamo di settimana in settimana, qui sta passando quasi un anno, ma stiamo scherzando, una delle arterie più importanti della provincia di Cosenza, c'è già un'economia che è in ginocchio, ma non so, che cosa dobbiamo fare più? Adesso l'unica strada da intraprendere sono le azioni legali, perché è giusto che le popolazioni, le attività commerciali ci dobbiamo tutelare in qualche modo. Sindaco, lei coinvolgerà anche gli altri comuni e i commercianti in queste azioni legali? Se, così come lei dice, le notizie sono confermate, saranno confermate in prefettura, avvieremo delle azioni legali, faremo delle diffide, perché non è più possibile che si gestiscono le cose in questo modo. Mi lasci dire, lavori che potevano essere ultimati in un mese, no? Visto la tipologia dell'intervento, ci ritroviamo tutto il mese di agosto, questi signori non hanno lavorato. Da sempre notizie di corridoio, ANAS ha fatto delle diffide, ma stiamo scherzando? È un ente pubblico. Sindaco, io devo dare delle risposte. Ha ragione, che quello è il problema, perché i cittadini hanno come riferimento il sindaco ed è il primo front office. E non possiamo vivere sempre sotto pressione, perché gli altri ci creano dei problemi. Cioè, Sindaco, io mi sono messo... Sindaco, mi scusi, perché... Io mi sono messo a completa disposizione, ho detto mi faccio io promotore insieme agli altri sindaci di cercare di comunicare alla cittadinanza eventuali cambi di programma. Ma è possibile che io devo apprendere le notizie dagli organi di stampa? Sindaco, capisco la sua amarezza, Le voglio chiedere un'altra cosa, Sindaco, mi scusi, le voglio chiedere questo. È stato annunciato una seconda fase dei lavori per la primavera 2018. Allora, questa brutta esperienza dell'estate 2017... E non si deve più ripetere. Bene, quali saranno le vostre proposte? Quindi come si eviteranno i disagi di quest'estate nel 2018, visto che questi interventi antisismici vanno fatti? Ancora ANAS non sa neppure quale sarà la tipologia di intervento, quindi che tipo di risposta io le posso dare in merito ad eventuali proposte
che noi sindaci e noi istituzioni possiamo fare a quei tavoli? Che tipo di proposta? La proposta sarà in base alla tipologia di intervento definitivo, e spero che sia definitivo. È chiaro che si possono fare delle proposte magari in senso alternato, utilizzando la struttura in senso alternato, se è possibile. Se non è possibile si farà di nuovo il sacrificio di utilizzare la ex statale 107 con tutti i rischi annessi e connessi, però ci devono essere tempi certi, le attività commerciali si devono organizzare, rischiano di chiudere, cioè noi non possiamo fare finta di nulla rispetto ad una problematica del genere. Non so se sono stato chiaro. È stato chiarissimo, le volevo solo chiedere quali sono, Sindaco, i rischi della ex S107, la via di Pianette per intenderci. È una strada che comunque non è che è stata messa in sicurezza. Con le piogge il mio vigile questa notte è andato a verificare il percorso se c'era la caduta di massi. ANAS aveva detto che quando sarebbe stato aperto il viadotto avrebbe messo in sicurezza la ex statale. Le piogge sono arrivate e quindi abbiamo visto che il clima è cambiato, ci sono delle bombe di acqua, cadono dei sassi e quindi la strada va messa in sicurezza. E non si può fare a scaricabarile nelle responsabilità, cioè quando si prendono degli impegni ad un tavolo della prefettura bisogna che questi impegni si rispettino come li ho rispettati io mi sono assunto delle responsabilità per fare aprire quella strada. Area cantiere però quantomeno è uno sfogo per la cittadinanza, ma Sindaco, un'altra precisazione. Di gestire la cosa, sto cominciando seriamente a preoccupare. Certo, Sindaco, per quanto riguarda invece l'apertura delle scuole, significherà che i pullman transiteranno tutti per il percorso alternativo, cioè anche i pullman che da Celico e da Spezzano? Quella strada non consente il transito a veicoli superiori a massa di 35 quintali. È una strada stretta, piena di curve, c'è un limite di velocità a 30 km/h, quindi andremo ad appesantire il percorso di Via Magli che già la cittadinanza, tutti quei comuni stanno soffrendo e andremo ulteriormente ad appesantire quel percorso e creeremo dei disagi a chi, come per esempio dall'Altopiano Silano, deve andare a scuola e deve fare tutto il giro, quindi dovrà svegliarsi mezz'ora prima. E oggi ci sarà il problema anche degli autotrasportatori, cioè la vendita dei prodotti agricoli che avviene in questo periodo, c'è il rischio di mettere veramente in croce aziende che da anni e con grandi sacrifici cercano di andare avanti. Cioè ANAS questi problemi se li deve porre, non può gestire la cosa pubblica in maniera così allegra. Non so se sono stato chiaro, cioè non è più possibile. Grazie Sindaco per questo suo intervento. Chiedo scusa per lo sfogo, chiedo scusa ai telespettatori, ma non se ne può più, Io il 15, ripeto, subito dopo l'incontro che si terrà in prefettura convocherò, ci saranno gli altri sindaci, convocherò tutte le attività commerciali, tutti i cittadini, chi ne vuol far parte e ci costituiremo parte civile contro e diffideremo ANAS perché non se ne può più. Grazie. Scusatemi, ma è così. Grazie per questo suo intervento, le sto molto chiaro, ricordo che i nostri telefoni sono aperti anche per il contributo e al contributo dei cittadini. Abbiamo sentito il Sindaco, dicevamo le problematiche, le difficoltà che cominceranno anche con le famiglie, visto che giovedì ci sarà l'inizio dell'anno scolastico e quindi i ragazzi saranno costretti a svegliarsi prima, probabilmente ci deve essere anche un accordo con Ferrovie della Calabria per anticipare proprio l'arrivo dei pullman e far sì che i ragazzi arrivino puntuali a scuola. Però abbiamo una telefonata, pronto? 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 Allora, chi è in linea?
Pronto? Sì, signora, mi deve fare buon pomeriggio, buon dottoressa pomeriggio a Baldino. lei, mi deve fare una gentilezza, mi deve abbassare il volume del Sì, è tutto televisore abbassato. e ci dobbiamo sentire solo per telefono se non lo riusciamo a comunicare. Da dove ci chiama? Io chiamo da Bosco di Rovito. Sì, ci dica. Niente, io mi ha preceduto il signore di Spezzano Sila prima, Sì. perché infatti io volevo dire, dico, una cosa così importante, no? Come mai non hanno lavorato H24? E poi si pongono i problemi di cittadini, quelli che lavorano, che non hanno incassato a fine mese. Io faccio una provocazione, voglio dire, si mettono insieme al sindaco di Celico e vanno dal prefetto e si fanno dare le spese giustamente che hanno perso fino adesso, perché non è possibile una cosa così grave che non hanno lavorato notte e giorno affinché a portare al termine quest'opera, voglio dire. E poi voglio ringraziare Carlo Tanzi, il capo della protezione civile, che veramente sta facendo, una persona veramente sta facendo di tutto per la Calabria. E lui aveva insistito da tanto tempo per questa situazione e nessuno l'ha voluto dare ascolto. Mi sembra che ha dovuto fare un esposto alla procura di Cosenza questo signore qua, che veramente gli devono fare una statua. E quindi mi appello a tutti i cittadini, al sindaco di Celica, a quelli di Spezzano, di fare sì che riaprano questa cosa, perché voglio dire non è possibile che vanno in ferie ad Voi agosto. siete penalizzati. Quando succede una cosa grave Signora, del mi genere, faccia capire. uno bisogna prendersi le responsabilità. Certo. Mi Vanno in faccia- ferie ad ottobre, vanno a dicembre, non è possibile lasciare i cittadini in questo modo. Ha ragione, mi faccia capire anche le difficoltà dei cittadini di Bosco per la chiusura del ponte Cannavino. Noi Voi diciamo che non abbiamo difficoltà, essendo che siamo ad 1 chilometro da Cosenza Casale. Noi ci siamo arrabbiati con il nostro sindaco pure perché avevano messo i dossi e quindi ci hanno fatto penare, però adesso l'hanno tolto e quindi siamo soddisfatti. Anzi chiedo che non vengano messi questi dossi perché è un pericolo per le macchine. Se vogliono evitare il traffico non devono mettere il limite di velocità a 30, a 20, non i dossi perché rovinano le macchine e tutto il resto. Quindi mi scuso io per lo sfogo, però abbiamo fatto, grazie alla nostra consigliere Emanuela Spadafora che veramente ci ha portato in alto questa situazione, la voglio ringraziare pubblicamente. Grazie per averci telefonato. Niente, dottoressa Baldini, Grazie io mi scuso mille. per lo sfogo, però quando vedo queste cose veramente io mi arrabbio. Io quando lavoravo ho lavorato il giorno di Natale, non c'erano festività per noi purtroppo. Certo, Grazie a lei per averci telefonato, queste sono trasmissioni davvero di servizio perché vogliamo far sentire proprio la voce dei cittadini soprattutto quando c'è del disagio vero, concreto, quale conseguenza. Noi vi qual è stata la ringraziamo per conseguenza quello che del ponte fate di con questa Cannavino. televisione che date voce a tutti i cittadini. Grazie a lei, le Grazie, auguro una buon buona pomeriggio. giornata. Allora, Grazie. dicevamo che da giovedì saranno riaperte le scuole, quindi come ci confermava anche il sindaco di Celico Antonio Falcone, il traffico sul percorso alternativo sarà ancora più congestionato e poi chiaramente verificheremo anche con le nostre telecamere. Vi ricordo ancora che ci sono, ecco, abbiamo delle telefonate che arrivano e vi ringraziamo per l'attenzione. Pronto? 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 Buonasera dottoressa. Sì, buonasera a lei. Ci dica. No, io sono vicina a queste popolazioni di questo benedetto ponte e mi dispiace tantissimo, però vorrei chiedere una cortesia, che l'attenzione vada pure un pochino al ponte di San Vili, perché quel ponte alle spalle di San Vili è veramente brutto, perché non so, mai sia che non ci deve capitare mai niente, poi non facciamo a trovare le responsabilità di chi è la colpa, almeno di andare a vedere, perché è veramente anche quello molto molto pericoloso. Mi dispiace, a chi bisogna rivolgersi? Possibile che non fanno un sopralluogo, qualcosa di veramente serio. Sono vicina ai signori, al sindaco e a tutta la popolazione della Presile, però che si prendesse pure in considerazione il ponte di San Vili, perché è veramente una cosa seria. Ci passano un sacco di mezzi pesanti, tutto il giorno, avanti, indietro, quindi non bisogna arrivare poi ai limiti che succedono le disgrazie e poi fanno quei rimbalzi. A chi bisogna rivolgersi?
Allora, noi intanto l'abbiamo ospitata e abbiamo lanciato l'allarme, speriamo che questo suo allarme, questa sua domanda venga accolta, noi le diamo lo spazio che merita una denuncia di questo tipo e la ringraziamo, quindi diciamo non solo il ponte Cannavino ma anche attenzione sul ponte di San Fili. Grazie molte per questa segnalazione, la sicurezza prima di tutto, come sottolineava l'ingegnere dell'ANAS, però anche i tempi certi dei lavori che consentano cioè a tutte le persone interessate che vivono sui territori di poter vivere, poter fare certo dei sacrifici, ma anche poter poi riprendere e vedere i frutti del lavoro e non dover abbassare le saracinesche come purtroppo stanno minacciando appunto i commercianti di quel tratto di strada. Grazie molte, io purtroppo il tempo a nostra disposizione. La ringrazio e le auguro buon lavoro, grazie per i bei servizi che fate, dottoressa. Grazie a lei. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori per averci seguito, siete stati in tanti, i nostri telefoni sono stati davvero bersagliati da telefonate, vi chiediamo scusa se non abbiamo avuto l'opportunità di dare voce a tutti, ma il tempo è davvero breve, magari ci ritorneremo. Grazie ancora, grazie ad Enzo Leonetti in regia, vi auguriamo un buon proseguimento.